sono il presidente del collegio interprovinciali Belluno, Treviso e Venezia, nato nel 2020 da una fusione appunto dei 3 collegi territoriali. Praticamente andiamo dalle Alpi fino al Po, quasi. Ecco, voi avete un territorio vasto, impegnativo e con molte dinamiche diverse. Come riuscite a coordinare questo e i vostri iscritti riescono, visto che era stata la domanda che abbiamo fatto anche agli altri presidenti, riescono a far reddito? Perché poi il problema che è emerso oggi è la difficoltà. Allora, io posso dire una cosa, intanto il presidente deve avere una gran capacità di correre, scarpe comode e correre, in questo senso. Posso dire una cosa, siamo partiti in 390 nel 2020, siamo in 384, quindi vuol dire che la carta d'identità ha sì presentato il conto, e con questo voglio dire che ci sono dei problemi anche di anzianità, cambio generazionale, però ci sono tanti ragazzi che sono venuti avanti facendo gli esami di abilitazione alla professione e si sono iscritti all'albo. Come collegio professionale, io devo sempre guardare lì dentro, sì, ecco. Come collegio professionale posso dire che si continua invece a crescere per quanto riguarda colleghi che fanno la professione, che sono iscritti all'Empaia, e grazie ai corsi grandine, cioè da stima di perizia, chiamiamolo così, perizie e grandine, sono parecchi giovani, e per giovani intendo anche le ragazze, che hanno una marcia in più, sono solide, sono toste, sono forti, sono veramente forti queste ragazze che si iscrivono. E qui sono soddisfatto perché nel 2020 eravamo in 80, adesso siamo in 105, sono numeri piccoli, è vero, però dimostra che la categoria ha sangue nuovo, che è quello che a me interessa come collegio. Reddito, sì, perché Treviso è la patria del prosecco e quindi chi si dedica al vigneto, all'enologia e alle consulenze, insomma riesce a barcamenarsi. Non sono i seminativi della Bassa Rodigina, dove ci sono dei problemi dovuti alla bassa redditività. Da noi ci sono prezzi altissimi dei terreni, prezzi altissimi delle autorizzazioni a piantumare il prosecco, perché è quello che cercano. Ci sono una cosa che invece riconosco, che arrivo a capire, che per i giovani immettersi a fare gli imprenditori nel settore vitivinicolo diventa molto difficile per gli altissimi prezzi dei beni di partenza, parlo di terreno e delle autorizzazioni, sono storiche ormai. Comunque è una categoria viva. Abbiamo il discorso della montagna, che qualche mio collega mi ricorda che è abbandonata da Dio e dagli uomini, questo è vero. Ci sono delle zone che hanno delle criticità. Andiamo in Cadore, zona bellissima, ma tolto il turismo e l'occhialeria, attività agricola poca e nulla. Pochissimi anche quello. Ci sono delle mancanze anche sulla gestione delle maglie. Questo è un grosso problema, perché dal punto di vista di gestione territoriale l'abbandono porta poi al degrado, porta al bosco che ti arriva fino dentro le porte di casa, porta al discorso che il lupo ti cammina in giardino. È sempre un discorso legato alla gestione del territorio. Le faccio un'ultima domanda, visto che lei è stato tra i primi a fondato il collegio. Com'è la situazione in comune denominatore dell'agricoltura veneta? Ma io conosco quella della mia zona naturalmente. Oltre ad essere presidente del collegio, sono anche esperto, diciamo così, per i fondi mutualistici sulla stima dei danni non coperti dall'assicurazione ma dal fondo mutualistico. La situazione è questa: se si va in certe zone, tipo del Veneziano, con un'azienda prettamente a seminativo può avere difficoltà, soprattutto se non ha accesso all'acqua. Allora devono incominciare a ragionare in maniera agronomica, di dire: in questa zona in questa mia azienda non ho acqua, devo pensare a cenni di aridocoltura, quello che ci insegnavano a suo tempo nel secolo scorso, diciamo pure tranquillamente, a scuola.
cominciare a parlare di aridocoltura. Ci sono colture che hanno un fabbisogno di acqua limitato, colture magari a ciclo vegetativo, anche il mais, molto più corto, meno produttivo, però con meno fabbisogno di acqua. Queste sono cose che noi tecnici dobbiamo portare avanti. Se permettete vi faccio anche una piccola nota che ho un'esperienza di quasi 30 anni di Africa, sempre avanti e indietro, quindi ho potuto conoscere anche varie forme di gestione del territorio completamente diverse e questo mi ha aiutato anche nella mia professione. Ma il perito agrario in tutto questo può incidere o può avere un peso di rilievo? Assolutamente sì. Cioè dovrebbe o ce l'ha? Ce l'ha, dovrebbe averlo ancora maggiore, però ce l'ha. Non dimentichiamo che tanti nostri colleghi, tanti miei colleghi sono tecnici delle associazioni di categoria. E le associazioni di categoria sono quelle che rappresentano dal punto di vista sindacale l'azienda agricola e sono tecnici con la T grande, cioè veramente preparati e capaci. Oltretutto c'è anche da tenere presente una cosa, dal 2014 in avanti, col discorso del PAN, politica nazionale, per la gestione dei fitofarmaci, è diventato difficile veramente gestire la parte fitosanitaria dell'azienda agricola, ci sono sempre più regolamenti, giustamente come ricordava anche i nostri colleghi precedentemente, noi abbiamo sempre la cintura più stretta e ci sono paesi che possono produrre molto più larga. Posso portare un piccolo esempio, l'aglio cinese può utilizzare dei fitofarmaci, dei principi attivi che da noi noi usavamo nel frumento, sono stati vietati 10 anni fa. Sono molto validi dal punto di vista regolamento, però se sono vietati da noi probabilmente non tanto bene fanno alla pancia, insomma, diciamo così. Poi mi è piaciuto il discorso dell'energia e dei pannelli fotovoltaici. Non dimentichiamoci che l'agricoltura deve produrre cibo. Ecco, se fosse qui mio nonno o i miei nonni direbbero accidenti, bruciare mais per fare corrente elettrica, per chi ha patito la fame e si è fatto 2 guerre mondiali, non so se sarebbe tanto d'accordo. Giusto. Le faccio l'ultima domanda bis. Gli agricoltori riconoscono il vostro ruolo, cioè vedono in voi una cosa fondamentale? Allora ci vedono sì, uno perché molte aziende agricole hanno già il titolare perito agrario laureato o agronomo. Poi giriamo per le campagne per le stime e le valutazioni dei danni da calamità, quindi facciamo anche consulenza, ci scambiamo i pareri, insomma sì, ci vedono. Certo che a volte ci scontriamo sul discorso di dire che proponiamo qualcosa di diverso e ti dicono ma noi abbiamo sempre fatto così, però ci sono anche però c'è anche chi segue, perché posso dire tranquillamente che noi abbiamo il problema che i prezzi delle assicurazioni per le coperture delle aziende agricole per i danni e calamità si stanno alzando sempre di più. Danni da brina e gelo non sono graditi, quindi bisogna pensare a forme di allevamento della vite, parlo della vite io, di alzarle da terra il più possibile. Certo che è un cambio anche mentale, però bisogna farlo, bisogna arrivare a farlo. Ricordo che nel secolo scorso, ripeto sempre che ho fatto le scuole agrarie, insetti che noi studiamo ora, che ci creano danni in agricoltura, 50 anni fa non c'erano, sono arrivati ma soprattutto dall'est Europa e dall'Asia, le varie cimici, i vari coleotteri che mangiano tutto, batteri. Dall'America è arrivato l'impossibile ma poi si è fermato, hanno aperto questi scambi commerciali, per fortuna ci sono questi scambi commerciali, ma con la stessa velocità sono arrivati anche gli insetti e i parassiti. Paradosso, le piante crittogame, cioè i patogeni, più o meno sono quelli. Solita peronospora, solito oidio, solite botriti, ma gli insetti c'è veramente un grosso
un grosso problema. Poi se hanno la capacità di fecondare il maschio con la femmina c'è la variabilità genetica che è bellissima dal punto di vista per il miglioramento, però in agricoltura crea grossi problemi, resistenza e avanti e cose del genere. Un mio docente di entomologia diceva che il sistema migliore e biologico per il controllo degli insetti sono due cose, il fil di ferro e il martello.